scusate se la mia faccia è un po'... Oh, ma io qua al mio fianco, se allarghi appena appena, sono qua con due pugili. Uno che è stato campione del mondo qualche anno fa e che il 15 maggio ridisputerà ancora il titolo mondiale per i pesi massimo leggeri. Giacobbe Fragomeli. Giacobbe Fragomeli, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a te e buonasera al pubblico. Ecco. E poi abbiamo qua un sardo doc, di quelli doc veramente, che è Ettore Erittu di Porto Torres, da pochissimo ha disputato il titolo anche italiano. Sì, circa un anno, dai, non pochissimo. Un anno fa sono diventato campione d'Italia e a dicembre ho vinto il titolo intercontinentale dell'EBO e adesso il 7 maggio disputerò il titolo IBF del Mediterraneo a Porto Torres. Allora, cari amici telespettatori, ho qui al mio fianco insomma due personaggi importanti del mondo del pugilato e dello sport nazionale e internazionale. Per la prima domanda la faccio proprio a Tore, perché mi piacerebbe capire, scoprire da Tore poi come ha conosciuto questo signore. Beh, con Giacobbe ci siamo conosciuti qualche anno fa a Parma durante degli allenamenti che io preparavo un match e ci siamo incontrati lì per caso. Lui si allenava e abbiamo fatto delle sedute dei guanti. Dopodiché è capitato che il suo manager mi ha contattato per andare a fare gli sparring l'anno scorso quando lui è diventato campione del mondo. Abbiamo deciso di avere una collaborazione reciproca, visto che io dovevo fare il titolo italiano, lui doveva disputare il mondiale, allora abbiamo iniziato a collaborare, io li facevo da sparring a lui e lui viceversa lo faceva a me, visto e considerato che il suo avversario aveva delle caratteristiche fisiche e pugilistiche simili alle mie. Quindi alto, comunque sì, con una lunga abbastanza... Esattamente, dopodiché da lì è nata l'amicizia perché vivevamo in casa e sono nati più ritiri, la sua difesa contro Workaci, il polacco che adesso andrà a fare il mondiale in Polonia, ci siamo allenati insieme, è andata bene, ha difeso bene. Poi dopodiché adesso abbiamo rideciso, io ho un match impegnativo con un avversario che ha delle caratteristiche fisiche simili alle sue, quindi abbiamo deciso di ricollaborare insieme, visto che c'è l'amicizia uniamo tutti e due. Adesso lui è venuto qua a trovarmi in Sardegna, abbiamo approfittato per venire all'isola dell'Asinara e goderci la giornata. Ci stavo arrivando perché siamo proprio all'isola dell'Asinara, loro sono venuti qui per allenarsi perché è giusto insomma respirare aria buona. Però prima di passare a parlare con Giacomo io farei l'ultima domanda a Ettore Erittu, perché cioè Tore, cosa significa per te allenarti comunque, fare allenamento con un signore che è qui al mio fianco, sperando non me ne voglia, ma parliamoci chiaro, questo signore ha 40 anni, non è proprio un giovanotto, seppur abbastanza... a 40 anni... Mi dice che è cattivo. Ha 40 anni nel fisico, ma nella mente ne ha 20. Io lo conosco dentro, lo conosco profondamente anche perché ho avuto occasione di dividere giornate intere di lavoro con lui ed è uno stimolo per uno giovane come me, che poi anch'io non è che sia giovanissimo, ho 29 anni, però nei momenti di difficoltà vedere lui che non molla mai, lui è un guerriero, poi io conosco bene il suo detto che è diventato anche il mio detto, mi piego ma non mi spezzo, certo. E automaticamente ci siamo regalati emozioni a vicenda, dai. Allora via, parliamo anche di Giacomo, perché non mi dire però che è cattivo, dai. Dai, 40 anni. C'hai 40 anni, questa è la verità, non te che stai tanto... Guarda che è bello perché me lo dimostra, quindi è anche un tirarsela. Ascolta, diciamo. ma mi ha detto Ettore che ti chiamano il guerriero, o tu come ti consideri? Ma io mi considero un sardo, che dicono che i sardi hanno la testa dura, ecco. Sono un testa ma tu sei calabrese però. Io sono calabrese, sono un testa dura, ecco cosa mi considero. Evidentemente la mia testa porta il detto che sono un guerriero. Quindi io poi ho un sacco di tatuaggi e i tatuaggi che porto nel corpo sono appunto da guerriero, perché mi sento un guerriero veramente. Ma cosa significa avere 40 anni, comunque continuare con uno sport anche abbastanza pesante come quello della box, che tra l'altro tu hai vissuto nei giorni di oggi e nei giorni anche di ieri, perché insomma diciamo le cose come stanno, la box in tutti questi anni ha avuto delle evoluzioni, è cambiato, sono cambiate tante cose anche a livello credo tecnico e anche il modo di fare la box, no? Cos'è cambiato? Si è evoluto tutto, a parte che prima quando io ero piccolo comunque 20 anni fa a 30 anni eri un pugile finito, adesso io ho 40 anni e sono all'inizio, per dire, perché è cambiata tutta l'evoluzione del pugilato, gli allenamenti, la scienza. Cos'è cambiato esattamente, Giacomo? L'evoluzione delle persone, comunque prima avevi 30 anni, cioè adesso c'hai 40 anni come se ne hai 30.
Invece prima forse è cambiata proprio la generazione, no? Sì, ma anche perché comunque sono cambiate le regole, sono cambiati i guanti, sono cambiate tante cose a livello pugilistico, perché prima si combatteva con le 15 riprese, con delle regole che quando si prendeva dei colpi, si andava a terra, l'arbitro ti contava, tu eri a terra, finiva il conteggio, mentre eri a terra il tuo avversario ti colpiva. Invece adesso cosa succede? Che finisce il conteggio, anche se sei a terra, ti ferma. Se non sei a terra ti alzi, ti mettono all'angolo e poi dicono avanti, puoi continuare. E quindi da 10 secondi ti passano 15, i guantoni sono completamente diversi e poi non ci sono più le 15 riprese, ma ci sono 12. Ma era più duro prima o più duro adesso, secondo te? Ma secondo me era molto più dura prima, perché non c'era la tecnologia che c'è oggi, quindi non si capiva niente e molto probabilmente erano un po' più ignoranti di noi, perché non sapevano cos'era l'alimentazione, ci si fidava al maestro, c'era la fame, c'era la voglia di combattere, la voglia di emergere, quindi tante cose le facevi perché le dovevi fare, che la fame, la grinta, la voglia di emergere, non stare sottoterra, come si suol dire, e andavi e seguivi il maestro ne sapeva meno di te perché tanto lui non saleva sul ring se non è stato pugile, e quindi ti dava per sentito dire delle diete che non c'entravano, scusa la parola, un cazzo con quello che dovevi fare, tipo ti dava la bistecca prima di mangiare, che ora per digerire la bistecca ci sono 3 ore e ti rimaneva qua e non avevi forza, avevi detto bevi un bicchiere di vino, non sapendo che il bicchiere di vino magari ti faceva addormentare, per dire, no? Invece adesso è tutto calcolato, tutto fatto scientificamente provato, cioè devi mangiare i carboidrati, le proteine assieme, il bicchiere di vino te lo puoi bere lontano dai pasti o durante il pasto, oppure c'è da fare la merenda prima di andare a combattere, perché gente come me della nostra categoria, perché non l'abbiamo detto, siamo della stessa categoria. Un po' più altino lui però, ma non c'entra l'altezza, c'entra solo il peso. Continua, poi parliamo di questa cosa qua. Noi, per dire, mangiamo alla 1, 1:30, perché poi combattiamo alle 10:30 di sera, alle 11 a volte. Quindi tu mangi a mezzogiorno, poi non mangi più. Però quando mangi a mezzogiorno alla 1 mangi il necessario, non per appesantirti, ma per far sì che hai la benzina giusta, hai capito? Ecco, poi magari alle 6, alle 7 perché c'è il buco che ti viene fame e ti mangi una crostata, un tè, queste cose qua, e poi vai avanti, perché lo fai. C'è chi invece mangia, io ad esempio lo faccio perché di mio mi sento più leggero, più veloce e non mi sento appesantito, quindi mi bevo il tè e la crostata prima di andare a combattere. Però a mezzogiorno mi mangio la pasta, non so, la carne, la verdura, tutte queste cose qua. Quindi tutte queste cose che sono scientificamente provate, perché adesso si fa tutto scientificamente, e prima non c'era, quindi era più dura. Tu prima c'era il carattere, la voglia.